Il tempo oggi non è dei migliori, vengono facili battute, però quali sono le linee che seguirà Grado nei prossimi mesi per questa stagione balneare? Facciamola la battuta, no? Inaugurazione bagnata, stagione fortunata. E la stagione è partita molto bene, gli operatori sono molto contenti delle prenotazioni. Abbiamo un palinsesto che si è arricchito, abbiamo un palinsesto che ha integrato Grado molto ad esempio con Aquileia e anche con i comuni limitrofi, per cui offriremo di più ai nostri turisti che staranno a Grado. Stiamo lavorando col Comune di Grado e con tutti gli operatori in maniera molto positiva con la tassa di soggiorno per fare dei nuovi investimenti, di comunicazione, di promozione anche in mercati lontani come l'Ungheria. Saremo proprio la prossima settimana, stiamo ancora potenziando questa che è la comunicazione sul nuovo volo che partirà da Colonia dal 2 giugno, che porterà a Trieste anche i tedeschi della parte nord. Queste sono un po' le novità principali. Nel futuro di Grado ci sono anche le terme. Nel futuro di Grado c'erano le terme, ci sono le terme. Noi stiamo cercando di accelerare il più possibile il programma di lavoro, stiamo cercando di parallelizzare attività perché vorremmo cominciare quanto prima a fare tutte le opere preparatorie a quella che è la realizzazione. È un progetto complesso, vi ricordo che ha un ammontare di circa 30 milioni di euro di investimento, lo stiamo seguendo con grande attenzione perché pensiamo che possa essere un punto a favore di Grado, ma non solo di Grado, per tutta la regione, per cui è un progetto che in maniera scrupolosa seguo personalmente e lavorando molto bene con le diverse istituzioni, a cominciare dal Comune di Grado.